Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. I poliziotti della Questura di Venezia in servizio antiborseggio nella mattinata di ieri hanno intercettato e fermato 9 persone, di cui 7 donne e 2 uomini. Nessuno di loro ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla loro presenza nella stazione o nei pressi del terminal di Piazzale a Roma, non essendo in possesso di titolo di viaggio né di titoli di residenza nel veneziano. Pertanto sono stati tutti portati in questura per accertamenti, all'esito dei quali il questore ha erogato 3 fogli di via obbligatori, nonché un aggravamento delle misure di prevenzione e di interdizione per altri 2 controllati, che impedirà ai fermati di continuare a transitare nelle aree che in passato erano state interessate da fenomeni di borseggio. Ancora cronaca. Era alla guida del trenino turistico di cui un vagone si è rovesciato dopo una curva all'altezza di via Livenzuola a Eraclea, causando il ferimento di 14 persone. Ora l'uomo, un 61enne di Spresiano, è indagato con l'accusa di lesioni personali gravi. Il pubblico ministero per il momento ha aperto un fascicolo per incidente stradale, mentre è probabile che nei prossimi giorni sarà fatta un'ispezione tecnica del trenino per accertare le cause dell'incidente. Per ora il trenino turistico è stato posto sotto sequestro. Passiamo al meteo. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità anche per la giornata di oggi, giovedì 6 luglio. Sono previste delle fasi con rovesci e temporali sparsi anche in pianura. Saranno possibili locali fenomeni intensi, forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate. Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo lo stato di attenzione, allerta gialla, fino alla mezzanotte di venerdì 7 luglio per tutti i bacini. Cambiamo decisamente argomento. Challengers, diretto da Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, è il film d'apertura fuori concorso dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera, che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Challengers sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema Lido di Venezia. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ed era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.